Sono emozionatissimo intanto perché non ero mai stato in un luogo così bello. Siamo alla Torre di Scopello, un luogo fantastico, magico. Poi siamo venuti secondo me anche nel miglior orario. C'è proprio quella pace, il rumore del mare. Siamo con i fratelli Inter Nicola. Nicola, Inter non voglio sbagliare. E precisamente siamo con Gabriele. E Pierluigi. Gabriele e Pierluigi, che sono due ragazzi fantastici, accoglienza top, è quello che devo dire c'è sempre. Il posto è spettacolare. È un posto che ha un fascino incredibile, d'altronde la torre è uno dei simboli di Scopello. Attorno a questa torre che ha una storia centenaria, è una torre di fine 500, c'è questa macchia mediterranea che è la nostra vegetazione, una vegetazione che va protetta e tutelata, e appunto il nostro progetto è quello di valorizzare e tutelare allo stesso tempo tutte le nostre bellezze e ricchezze che abbiamo e far sì che il turista possa apprezzare quello che noi abbiamo. Parte da un concetto fondamentale che è appunto quello di riqualificare le zone che noi abbiamo. Non è soltanto un paesaggio con una macchia mediterranea, con una vegetazione particolarissima che è padrone di questo luogo, ma dare quel valore in più a quello che è il nostro territorio, con tutti quelli che sono i servizi, da rendere quasi confortevole un'esperienza che il turista, diciamo, viene a vivere personalmente qui da noi. Poi diamo la possibilità di pagare un ticket di ingresso e venire a conoscere la storia dei luoghi. Non c'è la possibilità appunto di visitare la torre del 500, Torre Doria, la torre di Scopello, appunto dietro una storia plurisecolare, avvolge questa zona e fa sì che la torre di Scopello fa parte del centro storico di Scopello e che non dimentichiamo fa parte del centro storico dislocato di Castellammare del Golfo fino alla seconda guerra mondiale, perché abbiamo un'altra testimonianza che è la Casamatta, una postazione militare del monoarma che è a ridosso dei Faraglioni, quindi in un punto altamente strategico e panoramico che ai tempi ovviamente aveva una funzione strategica di controllo di quelle che erano le coste occidentali della Sicilia. Questa è una torre molto particolare perché dai progetti del Camigliani, che diciamo è l'ingegnere militare che è stato chiamato dal Regno delle Due Sicilie, dal Senato di Palermo, appunto inizialmente per la riqualificazione di Piazza Pretoria di Palermo, perché il padre, non dimentichiamo, che è colui che ha scolpito la fontana di Piazza Pretoria a Palermo. Quindi con l'occasione, molto probabilmente, sappiamo che è stato chiamato il figlio per un progetto difensivo di tutte le coste siciliane e ne abbiamo abbondanti testimonianze. Questa in particolare, nel momento in cui è venuto qui nella zona di Castellammare per studiare i requisiti fondamentali affinché appunto questo sistema fosse efficiente, ha stabilito di costruire questa torre qui, in questo particolare posto, il suo elevato punto strategico, a ridosso di quello che è il complesso monumentale sempre della Tonnara, dove c'era un'altra torre. Allora perché un'altra torre accanto a un'altra torre? Perché evidentemente in questa lieve distanza c'era una differenza di prospettiva, di visibilità abbastanza notevole. Due giovani che si spendono per la propria terra, rivalutando e dedicandosi a un luogo del genere. Innanzitutto un ringraziamento è doveroso alla nostra famiglia che ha da sempre cercato e è riuscita a tutelare questo stimabile bene. Il nostro da moltissime generazioni ci siamo ritrovati con questo bene appunto storico e Che è anche una naturale responsabilità, se vogliamo, no? enorme, è una grossa responsabilità. E ci siamo domandati come valorizzarlo questo posto. Abbiamo deciso di iniziare questo percorso di apertura al pubblico della Torre di Scopello. Potevamo fare una carriera da un'altra parte, addirittura fuori dall'Italia. Siamo stati trattenuti dalla nostra terra. Ma dimmi una cosa, è costoso mantenere in più tutto questo, no? Persone, molto. Sia dal punto di vista economico che dal punto di vista impegno temporale. Riuscite con l'attività a coprire i costi? Noi riusciamo a sostenere la nostra attività. La tecnica la posso fare? Sì. C'è un punto più, diciamo, più vicino al panorama, dall'altro lato, a questo lato, un punto in cui uno proprio vede, si sente quasi sopra il mare, dentro l'acqua, c'è un punto. Sì. Non ci voglio andare, io voglio capire, ipotizzando quel punto, io ho una domanda materiale, siccome noi amiamo fare le capriole, nel senso che spesso usiamo questo termine, perché in Sicilia
ben vengano le capriole. C'è tutta quella gente che dice ma devi fare una capriola difficoltosa. No, voi siete un esempio di una Dipende da capriola. cosa si smuove Siete, però. no, certo, ma voi siete un esempio di capriola. Ma se ci prendiamo tutti a rincorso in quel punto con una capriola arriviamo a mare. Certamente. È matematica la Ci cosa. Si buttiamo accomodi. Vabbè, detto Facci questo- vedere come si fa. dai. Detto questo, complimenti a voi, complimenti veramente graziosissimi. Ah, ci siamo dimenticati, c'è un sito web, come Ah, vi sì, infatti. un nome, associazione. Allora, il nostro sito web è www.torrediscopello.com e ovviamente siamo presenti sui social Facebook e Instagram come Torre di Scopello. Ovviamente sia nel sito che comunque nelle nostre pagine teniamo molto a sponsorizzare, comunque pubblicare e far vedere all'osservatore chi fruisce comunque di questi dispositivi tutto quello di cui ci occupiamo in questo posto. L'organizzazione degli eventi culturali, che già ne abbiamo fatti molti in questi 2 anni, la fruizione appunto di questo nostro progetto, il percorso naturalistico storico costiero della Torre di Scopello, l'affitto di questi alloggi con un panorama veramente mozzafiato e ovviamente di tutti quelli che sono i progetti futuri e organizzazioni in programma per gli anni Perché tu mi successivi. dicevi si può anche dormire, cioè ci sono dei... Sì, cioè, assolutamente avete, sì. quindi Abbiamo coprite un po' tutto quello che è l'accoglienza, Sì, quindi sì, dal sì. dormire alla possibilità di fare insomma, visto che ci sono tante piazzole dall'altro lato, ci sono dei... Sì, quella diciamo è la zona più dedicata ai turisti che pagano un ticket, quindi diciamo è diventata la nostra struttura un punto di attrazione a Scopello anche, verso appunto quello che è il nostro impegno, il nostro studio sul territorio, sulla torre, sulla casamatta, dando così la possibilità di offrire dei servizi e di far diciamo soggiornare oltre che sostare godendo del panorama questa porzione di costa che è unico tutto agli stranieri che vengono qui e devo dire che rimangono veramente estasiati. C'è la nostra faccia su questo progetto, e quindi per noi è importantissimo sia far capire il nostro progetto al nostro cliente, che il cliente esca dalla nostra struttura soddisfatto e contento. Noi abbiamo uno staff veramente molto preparato e qualificato. Posso dire che tenendo noi molto a questo aspetto, non è una vendita di un biglietto fino a se stesso, è vendere l'esperienza che uno viene a vivere, far comprendere tutto ciò quello che ci sta dietro, quindi è un'esperienza sensoriale, quindi gli odori, i profumi, i colori di questa porzione di costa, ovviamente da periodo a periodo, da settimana a settimana, giorno dopo giorno cambiano. Invito a venire in più fasi dell'anno per passare da colori primaverili, quindi abbiamo le prime fioriture che sono spettacolari, ai colori più caldi, più ingialliti dell'estate, ai colori più, ora andiamo incontro all'autunno. E poi la neve d'inverno. La neve ce la saltiamo.